direttore. Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Alberto Pivetta e Francesca Pezzo che sono in regia. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto. In questo inizio settimana torneremo sul luogo della strage del bus di Mestre, dove per poco non si è sfiorata un'altra tragedia, e ancora tanti i furti in tutto il Veneto. Andremo a Noventa Padovana, e poi ancora un imbrattamento, un vandalismo di matrice Novax a Treviso. Fra pochissimo ci collegheremo con Anna De Roberto e Nicoletta Rizzetto. Prima però, come ogni lunedì, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna questa sera alle 21 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Tensioni per le regionali, il centrodestra si spacca? Questa è la domanda che vi poniamo in giorni molto complicati per la politica nazionale e la politica regionale. Se sì, il centrodestra si spacca. 0422 1626 691, se no non si spacca. Il numero in rosso 0422 1626 690. Ovviamente apriamo ora questo sondaggio, l'esito questa sera con Ferdinando Avarino a Ring. Vi dicevo, ritorna il vandalismo di matrice Novax. È come se ritorna. Adesso lo vedrete dalle immagini che la nostra Anna De Roberto è pronta a mostrarvi. Anna, buongiorno. Eccoci, buongiorno Cristian, eccole qua, sono alle mie spalle. Questa è la facciata della scuola elementare, scuola primaria Toniolo del quartiere di Santa Bona di Treviso, fa parte dell'istituto comprensivo Coletti, quindi diciamo le scuole che si trovano tra i quartieri di Santa Bona e San Liberale dove si trova Angela Ferraro, che è la dirigente appunto dell'istituto. Allora, eccole qua, queste sono le scritte. Non è chiaro se si tratti di matrice Novax, ma ovviamente è il sospetto più grande, anche perché in questo caso, se osservate bene, la V, che è un po' il simbolo dei Novax, il loro marchio, la loro firma sui muri, non è così ben visibile. A tratti sembrerebbe quasi un simbolo anarchico, però la tecnica è la stessa, quella utilizzata da sempre. E un altro dato che accomuna gli atti vandalici Novax è la vernice rossa, quindi l'utilizzo della vernice rossa. Perché vi dico questo? Perché esattamente in questa scuola il 14 di gennaio, la notte tra il 14 e il 15 gennaio, invece da questa parte, su questo muro, hanno colpito i Novax. Qui in questo muro c'era scritto "Il Vax uccide i bambini", e la scuola elementare Toniolo è stata la prima scuola presa di mira dai Novax. Era appunto il 14 gennaio del 2022, poi c'è stato un secondo imbrattamento. Mi sono proprio segnata le date un po' per farvi capire come e a che distanza di tempo hanno colpito. Il 14 gennaio è stata imbrattata questa scuola, quindi la scuola Toniolo, e poi la scuola dell'infanzia di San Liberale, quindi una scuola qui poco più avanti, e poi il 22 aprile 2022 la scuola d'infanzia di San Liberale ancora, e la scuola elementare Vittorino da Feltre a Monigo. Il 17 febbraio 2023 la scuola primaria di San Giuseppe, che si chiama Arambaldo degli Azzoni. Quindi a distanza di pochi mesi queste scuole, le scuole del circondario tra Santa Bona e San Liberale, colpite due volte, e poi colpita anche la scuola di San Giuseppe. Pensate che questa mattina siamo venuti qui con Nicoletta Rizzetto, e parlando con le maestre, che ovviamente non hanno rilasciato dichiarazioni, le maestre hanno raccontato che cosa hanno detto i bambini questa mattina quando hanno visto che cosa era successo alla loro scuola. Hanno proprio detto: ma perché ancora qui? Ma perché ancora noi? Perché la nostra scuola è stata presa di mira. Quindi i ricordi legati a quel 14 gennaio sono ancora vivi, e i bambini stessi hanno come percepito che la loro scuola possa essere stata presa di mira. Saranno le indagini ovviamente a chiarire questo aspetto. Vi facciamo notare un'altra cosa, perché questa mattina c'era un tecnico comunale qui che ha
analizzato la scritta e questa volta, invece che essere stata fatta diciamo con un pennello, è stata fatta con una vera e propria pompa di quelle a pressione, perché è stato proprio analizzato come la vernice sia stata sparata sul muro e non un muro imbrattato, motivo per cui purtroppo bisognerà ridipingere tutto, cioè non è una scritta che è possibile cancellare, bisognerà ridipingere l'intera facciata, e questo insomma immaginate, Cristian, che danno possa essere per una comunità. Noi abbiamo contattato oggi il sindaco Mario Conte, riusciremo a parlarci nel pomeriggio, anche l'assessore Sernagiotto, però ecco, c'è tanta amarezza questa mattina, l'atto vandalico è stato sicuramente questa notte, perché chi ha aperto la scuola, il personale ATA, ha trovato questo spettacolo davanti ai suoi occhi già alle 7 del mattino, quindi è avvenuto di notte. Però immaginate anche la sensazione, no, di questi bambini e le mamme che probabilmente incontreremo tra poco all'uscita, di sentirsi colpiti per la seconda volta, la loro scuola imbrattata per la seconda volta. Ecco, io vi lascio con queste immagini e poi questa sera proveremo anche a sentire un passaggio da parte della politica, visto che appunto si tratta di una scuola comunale. Anna, grazie davvero per questo racconto, grazie a te Nicoletta Rizzetto. Non si tratta, è del tutto evidente, di una bravata, anche perché il conto alla fine, e lo ha detto bene Anna, sarà salatissimo. E mi dicono che è pronta anche Anna Maria Parisi, quindi da Treviso andiamo a Mestre, in un luogo ormai divenuto tristemente noto a livello nazionale e internazionale. È stato ribattezzato il cavalcavia della morte, di fatto è il cavalcavia della strage del bus dell'ottobre scorso, dove nel fine settimana c'è stata una sfiorata tragedia. Ma la vedo collegata, Anna Maria, con Sandro Ponchio. Buongiorno. Eccoci Cristian, sì, sfiorata tragedia proprio qui alla rampa cavalcavia della Vempa, come hai detto bene tu, ribattezzato il cavalcavia della morte, visto che ad ottobre scorso, il 3 ottobre scorso, a 500 metri da noi cadde il bus con la strage dei 21 morti. Fanno davvero impressioni le immagini che stiamo vedendo grazie a Sandro Ponchio, con il cavalcavia che è stato letteralmente teatro dell'ennesima incidente che non è stato grave se non per i danni riportati all'auto, e vediamo la stessa struttura, illeso il conducente, sebbene è stato di shock. Il fatto ieri all'alba, ma ripercorriamo insieme nel servizio di Anna De Roberto quanto accaduto. L'urto nella rail che regge il peso dell'auto la blocca in bilico sospesa nel vuoto, a pochi passi dal luogo in cui la sera del 3 di ottobre si consumò la strage del cavalcavia di Mestre. L'auto, che proveniva da Venezia, si stava dirigendo verso Corso del Popolo. Il conducente deve aver perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la barriera autonomamente, ma il garrail ha fatto da scudo, tanto da attutire il colpo e consentire all'automobilista, dopo l'incidente, di uscire dall'auto con le sue gambe. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente dopo, hanno ancorato l'auto mettendola in sicurezza, per poi recuperarla con una gru. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Inevitabile tornare con la mente a 3 mesi e mezzo fa, quando l'autobus della linea, dopo aver urtato più volte il garrail, è precipitato giù dalla rampa. 40 persone erano su quel mezzo, 21 di queste non sono sopravvissute all'impatto. Forse l'alta velocità e forse unita anche al fatto che la strada fosse ghiacciata, viste le bassissime temperature di ieri mattina intorno alle 4. Fa davvero impressione, Cristian, vedere queste immagini con il volo sfiorato di oltre 10 metri da qui a sotto dell'automobilista 50enne di Mestre, sotto di noi la stazione ferroviaria. Ora al vaglio degli inquirenti le cause di questo incidente. L'assessore alla mobilità Renato Boraso, da noi interpellato, ha detto che con la polizia locale, per mettere maggiormente in sicurezza la zona, si sta valutando se effettuare un eventuale restringimento di questa carreggiata. Ricordiamo che ci troviamo lungo l'asse viario che da Venezia porta verso Mestre e con la bretella sopra di noi verso l'autostrada per Milano e Bologna. E da Mestre è tutto, la linea torna allo studio.
Grazie davvero Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio, da un luogo che abbiamo imparato tutti a conoscere purtroppo in questi mesi, e noi rimaniamo sulle strade del Veneto in attesa di altri collegamenti con Padova, l'altopiano di Asiago e quant'altro. Allora, un altro incidente poco prima delle 6 di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 53 a Castelfranco Veneto, sulla rotonda che incrocia la strada castellana, per un'auto finita fuori strada, una donna ferita. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'Audi A3 finita rovesciata su di un fianco contro il guardrail, dopo aver prima impattato contro dei blocchi di cemento. Lo vedete nelle immagini dei vigili del fuoco. La donna è stata estratta dall'abitacolo dai pompieri dopo un primo intervento sanitario del SUEM 118. La trentenne è stata poi trasferita in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, con tutte le conseguenze del caso sul fronte viabilistico. Il traffico è stato deviato e sono stati appunto eseguiti i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono però finite verso le 7:30. Questa donna sarebbe fuori pericolo di vita, ma avete visto l'incidente davvero rocambolesco, quindi questa mattina poco prima delle 6 lungo la regionale 53 a Castelfranco Veneto. E ha perso il controllo dell'auto travolgendo un mezzo in corsa. Anche qui un incidente che ci porta nel Bassanese con una donna ferita. È accaduto a Campolongo di Valbrenta. Arriva adesso il servizio. Forse il manto stradale ghiacciato all'origine dell'incidente stradale avvenuto in località Campolongo, in comune di Valbrenta, in via Zannini, dove una donna al volante di una Citroen ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e ha travolto un'altra auto che era ferma a bordo strada. La passeggera è rimasta ferita, presa in cura dal personale sanitario del SUEM, è stata trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Rimaniamo nel Bassanese, saliamo in altopiano dove un'auto si è schiantata contro il muro di un'abitazione e non è la prima volta. Un copione che purtroppo si ripete. Tanta paura questa mattina ad Asiago, dove per la seconda volta dall'inizio del mese un'auto si è schiantata contro il muro della stessa abitazione di via Matteotti, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo nell'affrontare una curva. La stessa dinamica, dicevamo, accaduta lo scorso 1° gennaio nello stesso punto. L'uomo è rimasto ferito, così come il passeggero che viaggiava con lui, e sono stati portati in ospedale per le cure. Sul posto i vigili del fuoco del locale di staccamento, che hanno estratto gli occupanti del veicolo dall'abitacolo e messa in sicurezza l'area. Nella prima mattina di oggi da Castelfranco ad Asiago, ma adesso ritorniamo sulla domenica di tragedia che ha riguardato soprattutto il Vicentino, una tragedia sui Colli Iberici con un escursionista padovano che si è sentito male e ha perso la vita mentre si trovava in passeggiata. Malore fatale per un escursionista sessantenne residente nel padovano Selvazzano Dentro. Il dramma ieri nel pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti sui Colli Iberici nella zona di San Germano dei Iberici nel territorio di Valliona per soccorrerlo. L'escursionista, secondo le ricostruzioni dei soccorritori, avrebbe accusato un malore mentre stava percorrendo il sentiero 51 di Villa del Ferro. L'uomo è stato soccorso dal personale del SUEM arrivato in elicottero, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una squadra del soccorso alpino. La salma è stata poi trasportata fino alla strada. Sul posto i carabinieri di Campiglia e Noventa. Ed è stata, dicevamo, una domenica difficile, soprattutto nel Vicentino, anche sulle strade del Vicentino, numerosi gli incidenti stradali. In 2 distinti episodi un uomo ha perso la vita, mentre una donna è rimasta gravemente ferita. Un fine settimana costellato di incidenti stradali in provincia di Vicenza, il più grave ad Altissimo, dove un residente di 58 anni è morto, sbalzato fuori dalla propria auto finita in una scarpata.
È accaduto verso le 11 in via Cero, quando la Peugeot 207 condotta dall'uomo, uscita autonomamente dalla sede stradale, è scivolata, capitombolando per un centinaio di metri. Inutili gli interventi dei vigili del fuoco di Arzignano e dei sanitari del SUEM, che hanno trovato il corpo del conducente ormai privo di vita a decine di metri dal piano stradale. Nelle stesse ore circa una donna invece è rimasta ferita a Grisignano di Zocco. 2 auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo per Vicenza Est in direzione Milano. Una posizione pericolosa, potenzialmente anche per le altre auto che stavano sopraggiungendo. Assistiti dai pompieri subito accorsi, entrambi i conducenti hanno ricevuto le prime cure sul posto dai medici del 118. La donna successivamente è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo per ulteriori accertamenti. Sono terminate la notte scorsa, poco prima delle 2, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio tetto divampato alle 18 in un'abitazione di via Sagramora. Siamo nel comune di Preganziol, nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati da Treviso con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le cause delle fiamme, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Così dunque ieri sera a Preganziolo operazioni che sono andate avanti per tutta la notte. La truffa del superbonus, ormai ve ne parliamo quasi settimanalmente. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, nell'ambito dell'inchiesta sulle truffe riguardanti il bonus 110% poste in essere da società appartenenti al consorzio Casa Zero di Nervesa della Battaglia, che hanno già condotto al sequestro di crediti d'imposta per circa 32 milioni di euro, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un ente coinvolto nella frode, appurando che per l'anno d'imposta 2021 non ha annotato ricavi per oltre 18 milioni di euro. Il legale rappresentante e altri 2 amministratori di fatto sono stati anche deferiti alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato tributario di dichiarazione infedele. Quindi vedete come la vicenda di Casa Zero sia particolarmente complessa e riservi sempre nuovi colpi di scena. La Guardia di Finanza di Venezia invece ha sequestrato su decreto del GIP del Tribunale Lagunare oltre 38.000 euro ritenuti profitto di una truffa all'INPS perpetrata da un radiologo dipendente di una casa di cura veneziana che era rimasto assente dal lavoro per quasi 2 anni grazie a un congedo straordinario per assistere la madre disabile residente in una città del sud. Le indagini eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia con pedinamenti, appostamenti, analisi di tabulati telefonici e di dati bancari hanno portato ad accertare che l'uomo durante il congedo non avrebbe prestato assistenza alla madre in questa città del sud, ma avrebbe continuato a vivere a Venezia frequentando locali, bar e continuando a dedicarsi unicamente ai suoi hobby. Il tecnico è stato inoltre denunciato per truffa aggravata e la Guardia di Finanza interesserà anche la Corte dei Conti per l'avvio del procedimento per danno erariale. Quindi una vicenda sulla quale ritorneremo sicuramente nel corso delle nostre edizioni serali. Io la vedo già collegata, non so se mi sente, sì mi sente, la nostra Vanessa Banzato che con Renzo Rigon si trova sull'altopiano dei 7 comuni perché ieri c'è stato un gravissimo incidente che ha interessato un bambino di 9 anni. Buongiorno Vanessa, raccontaci tutto. Buongiorno a te Cristian. In effetti ieri un bambino di 9 anni che si trovava su questa seggiovia assieme a un accompagnatore è improvvisamente scivolato sotto la barra di contenimento e l'impianto è stato immediatamente bloccato. Il ragazzino proprio nel momento in cui stava scivolando è stato afferrato al volo dall'adulto che lo stava accompagnando. L'impianto è stato fatto procedere in retromarcia per così cercare di riportare
portare alla base appunto il ragazzino con il suo accompagnatore, solo che a un certo punto l'accompagnatore non ce l'ha più fatta, ha perso la presa, e proprio in prossimità della strada chiedo a Renzo Rigon, che si trova con me, di inquadrare proprio la strada che state vedendo sotto la seggiovia. Il ragazzino è precipitato a un'altezza circa di 6 metri, cadendo sulla strada e non sulla neve ha riportato gravi traumi, soprattutto fratture al bacino e agli arti inferiori. In questo momento il ragazzino di 9 anni si trova in sala operatoria al San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni, dicevo, sono molto serie. Adesso i medici stanno cercando proprio di operarlo, di capire come fare per cercare di curare le fratture numerose e pesanti che ha riportato il ragazzino nella caduta. Assieme a me Fausto Grimaldi, che è il caposervizio dell'impianto di risalita, e tra l'altro ieri era presente quando è successo l'incidente. Come può essere accaduta una cosa del genere, pensando tra l'altro alle centinaia, migliaia di persone che quotidianamente frequentano questa seggiovia, che è nuovissima? Sicuramente una fatalità, perché non succede quasi mai cose del genere. Probabilmente il bambino, nell'atto di sistemarsi un po' meglio sulla seggiola, è scivolato. Questo è un mio pensiero, però è stato imbarcato correttamente, è stata abbassata la sbarra e tutto, e non lo so, probabilmente si è mosso un poco, è in fase di assestamento ed è scivolato. Questa è l'ipotesi. È stato proprio fatale questo movimento magari incauto che può aver fatto il bambino. Tra l'altro ci sono delle segnaletiche ben precise che indicano l'altezza minima per cui un bambino può salire su una seggiovia. Sì, l'altezza minima che un bambino può salire non accompagnato su una seggiovia. Sì, sono presente alla base di tutti gli impianti, assolutamente sì. 1,25 m, sì, l'altezza. Sì. Il ragazzino tra l'altro ieri stava seguendo un corso di sci, quindi era accompagnato, era seguito e quant'altro. Assolutamente sì, il ragazzino stava seguendo un corso di sci, era accompagnato e tutto, difatti è stato svolto tutto in maniera più che corretta. Lei proprio tra qualche minuto dovrà recarsi su, perché ci sono i carabinieri che la stanno aspettando per rilasciare una testimonianza, perché bisogna anche capire se la seggiovia verrà chiusa o meno. Esattamente, io andrò a rilasciare la mia testimonianza e poi sarà il magistrato che deciderà cosa fare, se è il caso di chiuderla o no. Io immagino di no, perché è stata omologata da pochissimo, una seggiovia nuovissima, rispetta tutti i crismi di legge, perciò non penso che abbia nessun tipo di problema. Vedremo cosa decide il magistrato. Ma in base alla sua esperienza, in base proprio alla pratica che ha, che cosa è che si può fare per far sì ancora di più che queste cose non succedano? Bisogna valutare, magari mettere ulteriori sistemi di sicurezza sulla barra appoggiapiedi, quello potrebbe essere una cosa in più, però questo che come era messa è cosa prevede la legge. Sicuramente magari potrebbero mettere una barra per i bambini, certo. Lì deve valutare. Poi ecco, una cosa che mi viene però da perfetta profana in materia, parlo, ignorante in materia, si potrebbe mettere una rete, che so io, di contenimento per almeno attutire una caduta del genere, se dovesse ripetersi malauguratamente? Sì, si potrebbe mettere una rete, che però più che per i bambini è anche per, diciamo, se saltasse giù uno sci, certo. Un bastone, qualcosa, e all'occorrenza magari potrebbe anche servire per i bambini, però più che altro la casistica è che può scappare un bastoncino, uno sci, ma non cadere un utente, una persona, sicuramente. È una cosa che non è mai successa a voi? Mai successa, assolutamente. Io ho tanti anni di esperienza, ma non mi è mai successo che cascasse un bambino dalla seggiovia, o un adulto, certo. Assolutamente no. Ecco Cristian, hai sentito davvero una fatalità, il ragazzino è vivo, però ripeto è in condizioni molto serie, adesso in questo momento si trova in sala operatoria, stanno facendo le operazioni per cercare di curare al massimo le fratture che questo ragazzino residente nel Padovano, che tra l'altro era a una delle primissime sue uscite sugli sci, perché stava seguendo dei corsi proprio come principiante.
Penso di sì, che sta seguendo un corso come principiante. Sì. Di conseguenza, insomma, proprio alle primissime armi, insomma, senz'altro cercherà di valutare quali sono tutti gli escamotage migliori per evitare che una cosa del genere possa ripetersi. Vanessa, ho una domanda, se posso. Se la Procura optasse per la chiusura dell'impianto sarebbe un danno gravissimo da un punto di vista economico per gli operatori, anche perché tra l'altro pochi giorni fa si era in qualche modo festeggiato l'arrivo della neve copiosa sull'altopiano. Mi chiedono proprio dallo studio se dovesse optarsi per la chiusura della seggiovia, il danno che verrebbe portato all'area delle Melette, ma in realtà tutto l'altopiano. Sicuramente sarebbe un grosso danno economico il fatto di bloccare questa seggiovia, perché gran parte dell'utenza non verrebbe più qua. Sicuramente questo è un impianto che viene utilizzato dai principianti, da quelli delle prime armi, perché è una delle poche piste azzurre che c'è nel comprensore delle Melette. Si parla di quante persone al giorno? Diciamo sabato e domenica trasporta 5.000 persone, 4-5.000 persone minimo questa seggiovia, assolutamente sì. Sì, quindi Cristian, si può ben immaginare 4-5.000 persone al giorno che prendono questa seggiovia, si può ben immaginare il danno che porterebbe a questa località. Grazie Vanessa, a te, a Fausto Grimaldi e a Renzo Rigona che ha curato la parte tecnica. E noi andiamo a Padova per una vicenda che sta già facendo il giro d'Italia. Del resto è il caso di Isabella Noventa. Nel giorno, tra l'altro nei giorni dell'anniversario tragico del delitto di Isabella, Manuela Cacco, condannata per la complicità nel suo omicidio, potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per fare volontariato, e voi capite è già bufera. 8 anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, Isabella Noventa veniva uccisa dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità di Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante del ballerino camionista. Oggi la donna potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per 4 o 5 ore per andare a fare volontariato. La Cacco, unica del terzetto diabolico ad aver collaborato con gli inquirenti, è stata condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi per aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio e poi alla soppressione del cadavere di Isabella, e anche per stalking nei confronti della Noventa e di simulazione di reato. Manuela Cacco, la notte del delitto, si era anche prestata alla messa in scena camminando nelle piazze di Padova, indossando il giubbetto bianco di Isabella e fingendo di essere la donna per depistare le indagini. Manuela Cacco è rinchiusa da 8 anni nel carcere della Giudecca a Venezia. Ha scontato metà della sua pena, uscirà un solo pomeriggio alla settimana. Il suo avvocato però non esclude che più avanti possa anche iniziare a fare delle attività lavorative. La notizia della sua attività di volontariato arriva nel giorno dell'anniversario della morte di Isabella, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Per la famiglia Noventa si tratta di un nuovo dolore. Comunque la Cacco, anche lei ha deciso di uccidere mia sorella insieme agli altri 3, anche se non è stata l'esecutrice materiale, ma comunque lei aveva premeditato assieme agli altri 2 di uccidere mia sorella. Adesso la legge italiana purtroppo è questa e la accettiamo per quello che è. Ha collaborato con la giustizia, allora gli hanno tolto 15 anni, così me la troverò in giro per strada, non so come reagirò, ma me ne farò una ragione. Sono parole cariche di amarezza, quelle di Paolo Noventa, il fratello di Isabella, raccolte dalla nostra Valentina Visentin. È chiaro che su questo si sta sviluppando un dibattito, ma rimaniamo sul Padovano, nel Padovano, per l'accoltellamento di via Falloppio. Continuano infatti le indagini dei carabinieri che stanno cercando di capire le cause della lite con la 17enne che è finita in carcere. Un nuovo giro di interrogatori per capire cosa sia accaduto, in attesa di ascoltare anche il 26enne gravemente ferito, ancora ricoverato in ospedale a Padova in terapia intensiva, seppur fuori pericolo di vita. Non si fermano le indagini dei carabinieri dopo l'accoltellamento avvenuto venerdì intorno alle 4 in questo appartamento di via Falloppio di fronte all'ospedale. In carcere da venerdì sera con l'accusa di tentato omicidio una 17enne che da qualche settimana aveva una relazione con lui
lui, che al termine di una violenta discussione ha preso un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri e lo ha colpito. È stata la giovanissima a fare le prime ammissioni ai carabinieri, che avevano portato in caserma lei con gli altri 2 amici presenti nell'appartamento, un 21enne, Giuliano Freda, e una 18enne. I 4 avevano passato la serata insieme in alcuni locali tra Padova e Vicenza, poi si erano ritrovati nell'appartamento di Freda, che in quel momento stava cucinando. È stato proprio lui con l'amica a chiamare i soccorsi. Qual è stata la causa di una lite tanto violenta da finire in questo modo? Questo stanno cercando di stabilire gli inquirenti. Una baby bull, la 17enne, che a luglio era stata identificata dalla polizia come una delle 4 giovanissime che in Prato della Valle aveva minacciato, malmenato e rapinato una coetanea colpevole di aver scambiato qualche messaggio con un ragazzo. Portata nel carcere minorile di Treviso, la 17enne a breve sarà sottoposta all'interrogatorio di garanzia. Anche questa una vicenda tutta da chiarire e ci sono poi i temi della violenza di genere. Come sapete è un fenomeno che è tornato prepotentemente sotto i riflettori dopo una serie di fatti eclatanti che hanno riguardato anche il Veneto, a partire dal caso di Giulia Cecchettin, e sono ben 10 gli ammonimenti per violenza domestica in appena 7 giorni che sono stati disposti dal questore di Padova, un vero e proprio record. In una settimana ben 10 provvedimenti di ammonimento per episodi di maltrattamenti e violenze avvenute nell'ambito familiare è il bilancio dell'attività di prevenzione messa in campo dalla Questura di Padova in appena 7 giorni. L'effetto: Giulia Cecchettin. Un 40enne della provincia di Padova non sopportava il lavoro svolto dalla sua fidanzata 25enne. La donna lo ha lasciato, ma lui ha iniziato a minacciarla, arrivandolo anche a chiuderla in casa e costringendola ad uscire dalla finestra, tentando più volte di avvicinarla. Il questore ha così deciso per l'ammonimento, provvedimento adottato anche per un 48enne della provincia che non si era rassegnato alla fine della storia con la sua compagna e si era presentato a casa sua sferrando calci e pugni alla porta d'ingresso, perseguitando con messaggi la figlia della donna e il suo attuale compagno, a cui anche tagliati i pneumatici dell'auto. Ammonimento anche per un 40enne vicentino che lo scorso novembre aveva aggredito la compagna, una 50enne residente in via Palestro a Padova, allacciandole contro un tavolo da cucina. La donna, ferita al volto, era stata soccorsa da un vicino di casa che aveva allertato la polizia. Nel mirino della questura anche una donna di 46 anni romena che maltrattava il marito, un 57enne padovano che a fine dicembre è finito in ospedale dopo essere stato preso a morsi. Infine un 33enne vicentino residente a Padova con la sorella è stato ammonito per averla presa a pugni dopo una lite. Scontri nel dopo partita Vicenza-Padova, denunciati altri 2 tifosi, salgono a 9 i Daspo. Per gli scontri tra tifosi avvenuti dopo l'incontro di calcio tra Vicenza e Padova il 29 ottobre, la polizia ha denunciato altri 2 tifosi, uno vicentino e l'altro padovano. Per l'accaduto erano già stati denunciati all'autorità giudiziaria 7 tifosi, 3 di Vicenza, Arzignano e Chiampo, 1 reggiano, 3 tifosi padovani di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Piero e Abano. Le ulteriori indagini della Digos hanno portato a identificarne altri 2 che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di rissa e interruzione di pubblico servizio. Nei loro confronti è stata avviata la procedura per l'emissione del Daspo da parte del questore di Vicenza. Al termine della partita, durante le fasi di accompagnamento degli oltre 1000 tifosi padovani dallo stadio all'area di sosta del casello autostradale A4 di Vicenza Est, alcune decine di tifosi locali travisati hanno intercettato il convoglio dei mezzi pubblici che trasportavano i supporter avversari, lanciando fumogeni, sassi e bottiglie che hanno causato danneggiamenti ai mezzi pubblici e l'interruzione temporanea del servizio di trasporto, nonché lesioni personali ad un autista e a un tifoso padovano. Immagini che fanno ancora impressione e noi adesso ci occupiamo di ladri nella Marca trevigiana. Non passa giorno senza che lo facciamo, sempre con storie davvero al limite. Stavolta i furti sono stati sventati dai proprietari di casa, quasi sempre anziani. È accaduto sia a Quinto di Treviso che a Preganziola.
Ladri che entrano nelle case all'ora di cena mentre i proprietari sono a tavola o guardano la TV. Sono molti gli episodi che vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi. Stavolta però i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari. Sono 2 i tentativi di furto sventati ieri sera, uno a Quinto di Treviso, l'altro a Preganziol. Nel primo episodio ignoti hanno tentato di entrare al primo piano di una casa in via San Cassiano, servendosi di una scala trovata sul posto. Le urla della proprietaria ottantenne, accortasi dei rumori sospetti, hanno fatto scappare i ladri. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia dell'Arma. Carabinieri intervenuti anche in via Mattei a Preganziol su segnalazione di un 73enne che, mentre si trovava al piano superiore della sua abitazione, si è accorto che qualcuno stava forzando la porta al piano terra. Anche in questo caso i ladri sono stati messi in fuga dalle grida del proprietario, che poi ha chiamato i carabinieri. Un 32enne ghanese è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco Veneto perché in 2 diversi episodi in preda ai fumi dell'alcol si era reso responsabile di condotte moleste nei confronti dei passanti. Il primo episodio domenica scorsa, quando sul sagrato del Duomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha iniziato a disturbare i fedeli. Nel pomeriggio di sabato, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini pervenute al 112 da via dei Carpani, l'uomo è stato identificato e denunciato per resistenza pubblico ufficiale e ubriachezza molesta, così dunque a Castelfranco Veneto. Ed è grande invece il dolore a Piove di Sacco per la morte di Alessandro D'Angelo, 56 anni, era un poliziotto dell'anticrimine in servizio a Padova, oltre che segretario generale del SIAP della provincia. Colpito a fine novembre da un ictus e da un infarto, non si era più ripreso ed è mancato sabato in ospedale. Laureato in teologia e in psicologia, Alessandro D'Angelo era diacono permanente. Nel 2020 era stato nominato Cavaliere della Repubblica. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio da parte delle tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Il funerale di Alessandro D'Angelo sarà celebrato mercoledì, quindi dopodomani alle 15 nel Duomo di Piove di Sacco. E noi adesso proseguiamo con la cronaca, rimaniamo nel Trevigiano, a Carbonera, a Mignagola, per parlare di vandali in azione, perché si sono registrati troppi episodi nell'ultimo periodo e responsabili sono sempre i giovani. E a Carbonera sono scattate le prime denunce, come ha detto proprio nel corso della nostra prima edizione la sindaca. Su Mignagola stiamo parlando di 5 ragazzi, su Carbonera un'altra decina di ragazzi che invito, se mi stanno ascoltando, a trovare un altro modo per divertirsi la sera, non danneggiando il patrimonio pubblico e nemmeno quello privato. Una panca da sedere presa dall'esterno e messa di traverso per bloccare l'accesso ai bagni dell'oratorio. Nella foto non è ben visibile, ma alcune piastrelle sono state rotte. Poi fuori quel che resta di un banchetto con bottiglie e cartacce gettate a terra. I resti di un pasto consumato sugli scalini, bicchieri di plastica, una confezione di merendine. È il giardino dell'oratorio annesso alla chiesa di Mignagola. I bagni che la parrocchia ha sempre reso disponibili a tutti, aperti H24, ma dopo questi ultimi recenti episodi ora sono chiusi e sono aperti solo in caso di attività. Le bande di ragazzini poi se la sono presa con gli sparti traffico di plastica presi a calci e buttati in giardini privati. Hanno danneggiato cassonetti, sempre di privati, rotto un pezzo di recinzione con un tombino di ferro, oppure suonato i campanelli alle 3 di notte. A raccontare questi episodi il sindaco: le prime denunce sono partite, spiega esasperata Federica Ortolan. Alcuni soggetti sono ancora in corso di identificazione, tanti sono minori. Per quelli che hanno già un nome e un volto, il Comune ha scelto di provarci attivando un progetto educativo che affianca operatori professionisti ad alcuni giovani. Attualmente stiamo parlando di 3 ragazzi fondamentalmente che appunto stiamo cercando di farsi guidare, ecco, così. Non è facile perché appunto questo aggancio non sempre è accettato dal ragazzo, dalla famiglia. Alcuni hanno anche delle difficoltà familiari, scolastiche, che vanno a innestarsi in questa brutte abitudini, ecco, che hanno di sera, e anche cercare di farli focalizzare in attività che possono essere costruttive, lo sport. Auspico insomma che quelli più giovani abbiano delle menti ancora che si possono in qualche modo formare e possono capire insomma l'entità delle loro azioni.
Così dunque la sindaca di Carbonera ai nostri microfoni, e proprio questa mattina abbiamo registrato questo ennesimo atto di vandalismo a Treviso, alle scuole Toniolo, queste scritte apparentemente Novax che sono ritornate a essere in qualche modo protagoniste di un vero e proprio raid, particolarmente anche che si rivelerà anche costoso per le casse del comune. Su questo ovviamente ritorneremo. Parliamo di sanità, perché c'è una buona notizia per la sanità della Marca trevigiana. Domani infatti prenderà il via l'attività clinica e di ambulatorio dell'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia maxillofacciale all'ospedale di Vittorio Veneto, con 6 posti letto dedicati al 6° piano dell'ospedale di Costa. Il servizio è rivolto alla diagnosi e al trattamento delle patologie chirurgiche del distretto orale cranio-maxillo-facciale, quindi parliamo di un'alta specializzazione, la cui direzione è stata affidata al dottor Marco Rossi, che vedete nella foto, specializzato in chirurgia maxillofacciale all'Università degli Studi di Padova nel 2006. L'attività che inizia a Vittorio Veneto è una grande opportunità per i nostri assistiti, che potranno contare su un servizio di livello qualificato senza dover ricorrere a spostamenti verso altre strutture. Il commento del direttore generale dell'ULSS 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi: auguro al dottor Marco Rossi e ai suoi collaboratori buon lavoro. Quindi questa è la notizia, ci sono anche le buone notizie che riguardano la sanità. Prima però di andare in pubblicità abbiamo ancora diversi collegamenti aperti. Ritorneremo a Venezia per una protesta del pomeriggio dei dipendenti delle poste, andremo a Noventa Padovana per parlare di furti. Prima però vi ricordo il sondaggio di Ring che torna questa sera alle 21 con Ferdinando Avarino. Tensioni per le regionali. Il centrodestra si spacca, voi che dite? Si spacca? Se sì, il numero è in verde e come sempre potete dire anche no nel numero in rosso. Le linee sono aperte, stanno già arrivando diverse telefonate, è un po' il tema politico del momento, il braccio di ferro in Sardegna, tutto il dibattito attorno al terzo mandato per i sindaci e per i governatori, e questo ovviamente guardando agli appuntamenti della primavera, le elezioni europee ma anche appunto le amministrative che solo nel Veneto riguardano decine e decine di comuni. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo. Di nuovo in diretta per proseguire il racconto di questo lunedì 15 gennaio a Nord-Est. Mi hanno raggiunto per aiutarmi in questo racconto il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, buongiorno sindaco, e il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, buongiorno anche a lei sindaco. Allora, parto però da Grossato, perché in questi giorni di Rosolina si è parlato parecchio anche a livello nazionale per questo fenomeno, tra virgolette, fenomeno in tutti i sensi, questo Fleximan che ha divelto, tranciato l'autovelox sulla Romea, proprio all'altezza di Rosolina, l'8° colpo in un anno sulle strade del Polesine, ma poi come sapete fatti di questo tipo sono abbastanza comuni, purtroppo. Sindaco, si assiste però a un dibattito per certi versi lunare, perché questo Fleximan, soprattutto a livello social, è stato osannato, viene osannato. Sì, questa è la cosa un po' più anomala che si sta verificando, soprattutto a mezzo social. Il 4 di gennaio alle ore 21:14 ha colpito sulla strada statale Romea, in un orario tra l'altro di piena percorrenza, perciò chi transitava sull'asse della strada sicuramente ha visto le scintille del flessibile, però c'è questa omertà, anzi lo hanno portato sugli altari tanto da offrire la cittadinanza onoraria, e questa è una cosa che spiace perché l'ho detto anche in altre occasioni, il Velox ad esempio nel mio caso è vero che è l'ottavo colpo che ha fatto questo ipotetico o questi ipotetici vandali, perché probabilmente sono più di uno,
Il nostro faceva prevenzione in una strada come la Romea che registra il più alto numero di incidenti mortali e poi era visibilissimo, non era assolutamente il classico strumento per far cassetto, per far quadrare il bilancio del comune, assolutamente. Questo è il tema, lei dice noi con quello non facevamo cassa come a Cadone. Il nostro era 12 anni che era ubicato lì, sicuramente appena installato dalla precedente amministrazione, anche perché solitamente la Romea è una strada statale sì, ma che attraversa i comuni, perciò il traffico per la maggior parte è un traffico locale, persone abituate nel transito che poi lo vedi. Tra l'altro ultimamente avevamo installato sulla sommità un ulteriore varco di controllo di sicurezza e questo varco aveva un LED verde vistosissimo, perciò anche il guidatore più distratto avvicinandosi vedeva questa luce in sommità, perciò era proprio che comunque era ben segnalato, poi di colore arancione. Noi lo avevamo proprio ubicato a ridosso del centro urbano proprio per fare prevenzione, perché uno iniziava a percorrere il tratto dove del cavalcavia dell'isola di Albarella e poi quello di Rosolina Mare, devi fare i 50 e perciò era un po' classico deterrente per dire andate piano perché qua c'è tanto traffico. Ecco, perché poi questo è il tema. Noi qui parliamo, al di là del dato folcloristico, di una delle strade più nere d'Italia, perché parliamo della Romea, quindi delle due l'una, o si fa la nuova Romea o si investe su altre infrastrutture o se ci teniamo quella che c'è bisogna andare piano. Sì, sicuramente ci sono degli interventi interessantissimi che ANAS, la Regione Veneto stiamo portando avanti, stiamo facendo dei tavoli insieme al collega di Chioggia, il sindaco Armelao, l'ultimo l'abbiamo fatto prima di Natale per mettere in maniera veloce, in sicurezza, proprio con 2 bretelle, il tratto Rosolina-Chioggia, perché in località Cavanella d'Adige, sul fiume Adige, credo ci sia un incidente settimanale. La possibilità di far andare piano i conducenti è una grande soluzione perché purtroppo la maggior parte di questi incidenti si verificano proprio per l'alta velocità. Non abbiamo altri strumenti, io adesso sto valutando con il mio ufficio manutenzioni del comune, sicuramente verrà ripristinato anche in maniera molto veloce, ma stiamo valutando di mettere un sistema di tutor che così uno varca l'arco e percorre i 4 chilometri del nostro territorio a una media e perciò sarà magari meno sanzionatorio, ma come nella vicina Emilia Romagna sul tratto di Lidi Ferraresi abbiamo anche lì il tutor, lo metteremo anche noi sulla Romea. Come appunto sulla Romea all'altezza dei lidi di Comacchio. Esattamente. Del resto il tutor non può essere tranciato con un flessibile. Diventa un po' difficile, sicuramente anche la nuova installazione di questo qua, ci saranno degli accorgimenti che saranno probabilmente a prova di Fleximan, adesso ci ridiamo sopra, però è un atto vandalico anche pericoloso perché alla fine è un traliccio pesante che va a cadere, si vedono dalle immagini, probabilmente anche un professionista perché il taglio è stato fatto proprio in maniera tale da direzionare la caduta di tutta la strumentazione elettronica. Allora, fra pochissimo vado anche da Luca Durighetto per un commento su questa vicenda e su altre. Zero Branco è uno dei paesi più videosorvegliati d'Italia, non solo della Marca, con tutte le conseguenze del caso. Prima però c'è la nostra Anna Maria Parisi che ha cambiato location e ci racconta di una protesta sindacale nel pomeriggio proprio a Venezia Mestre. Che cosa succede, Anna Maria? Buongiorno di nuovo. Sì, nuovamente buongiorno Cristian. Questo pomeriggio appuntamento alle 17:30 in via Torino di fronte all'ufficio delle poste perché ci sarà una protesta veneta contro la privatizzazione delle poste, ma non soltanto per questa ragione, per anche mettere in evidenza una serie di problematiche e urgenze in concomitanza relative alla privatizzazione e non soltanto. Ne parliamo con il segretario Veneto con delega alle poste della CGIL Marco Dauria. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, quanta gente intanto prenderà parte alla mobilitazione con tanto di fiaccolata questo pomeriggio?
Ma noi stimiamo ovviamente di arrivare a un centinaio di persone, perché oggi la situazione dei turni e delle distanze rende difficile anche organizzare in maniera compatta alcune iniziative. Però oggi il nostro primo obiettivo, più che della quantità, è la qualità delle nostre idee. Noi abbiamo bisogno di dar voce ai lavoratori più deboli all'interno di questa azienda, e sono i lavoratori che attendono una procedura di mobilità che è bloccata, e sono i lavoratori che sono stati assunti a tempo part-time indeterminato, in maniera involontaria, e che darebbero, la possibilità di rinforzare il nostro settore per dare dei servizi di qualità alla cittadinanza. Ecco, di quante persone stiamo parlando? Noi stimiamo che possa essere almeno il 40% del personale applicato qui in Veneto, e il Veneto è una realtà con quasi poco meno di 10.000 ormai addetti. Quindi capite che tanta gente che è di fuori regione e tanti che sono part-time oggi parteciperanno, secondo me, in maniera anche simbolica alla nostra manifestazione, perché si rivedono nelle nostre rivendicazioni. Ecco, ci si domanda perché un'azienda così florida come l'Ente Poste venga messa in vendita. L'annuncio della Premier Meloni poco prima di Natale, a dicembre scorso, adesso in questi giorni al vaglio del ministro Giorgetti la fattibilità con il DEF. Allora, noi abbiamo iniziato a contrastare l'ipotesi di privatizzazione già con il nostro sciopero del 17 novembre che abbiamo fatto a Padova, e dove la categoria ha dato già segnali di adesione molto compatta alla nostra iniziativa. Il rischio è che questo possa tradursi già nel giro di quest'estate, perché Poste fa parte di un pacchetto di privatizzazioni di circa 20 miliardi di euro, per cui Poste contano di recuperare all'incirca poco meno di 4 miliardi, quindi è una cifra considerevole rispetto al pacchetto che hanno proposto, ma noi ovviamente vogliamo mettere degli elementi di garanzia e di salvaguardia, perché non possiamo permetterci di perdere un ulteriore asset strategico per il nostro Paese, perché ricordiamo che Poste macina utili da 15 anni a questa parte, non da un anno, e che quindi nel consiglio di amministrazione, nella quota di azionariato, lo Stato oggi ci guadagna tenendo Poste, e non capiamo perché fare questa vendita una tantum. Quindi è una svendita più che una vendita per un ente presente qui in Italia da 160 anni, se non erro. E che cosa significherebbe questa vendita, svendita, per quei paesini, per quegli utenti, piccoli, che vedono nell'ente Poste il loro punto di riferimento come più di una banca laddove non c'è? Allora, il rischio di sparire è molto concreto. Noi però già oggi paghiamo tanta distanza fra azienda e territorio, quindi noi dobbiamo intervenire da subito per fermare questa cosa, e la fermiamo solo se diamo spazio alle persone che oggi rappresenteremo nella nostra riunione. Ecco, e quindi l'appuntamento è questo pomeriggio alle 17:30 per la mobilitazione di tutto il Veneto contro la privatizzazione delle poste in via Torino davanti alle poste. Da via Peschiera a Mestre, sede della CGIL, è tutto, linea allo studio. Grazie davvero Anna Maria. Sindaco Durighetto diceva proprio su questo tema. Colpisce un po' la tempistica di questa decisione rispetto alle poste, perché noi a gennaio di quest'anno, fine gennaio di quest'anno, dell'anno scorso, siamo stati chiamati tutti a Roma, dove ci è stato illustrato il cosiddetto progetto Polis, e in sostanza le poste dovevano diventare il presidio dello Stato all'interno di ogni singola comunità, anche in quelle più piccole, come veniva ricordato adesso, con tanto di trasferimento di database, di possibilità di fare dai documenti, quelli che si facevano in comune, fino anche al passaporto. Quindi in sostanza doveva diventare una specie di sportello unico per le esigenze del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Di derivazione pubblica, uno sportello pubblico. Ora, se questo progetto che è in fieri e che è stato pagato è in essere, anzi in alcuni territori ed è già stato finanziato con fondi di Poste, con fondi PNRR, dovesse addirittura passare alla privatizzazione, vuol dire che noi stiamo sicuramente incassando come Stato una cifra importante, ma stiamo dando a un privato in mano la possibilità di diventare monopolista in tutta una serie di situazioni. Questo, sindaco Grossato, è rischioso?
Rischioso sì, infatti è un po' assurda, infatti mi ricordo la mobilitazione generale che ci siamo trovati quasi 4.000-5.000 sindaci alla Nuvola di Roma, con la presenza poi delle alte cariche dello Stato. Sembrava veramente che ci fosse anche la soluzione proprio dei passaporti, ad esempio, che registra dei lungaggini incredibili nelle nostre questure, che fosse arrivata la manna del cielo e la soluzione. Tanti hanno già restaurato gli uffici postali, qualcuno l'ha già inaugurato, c'è un programma di restyling degli uffici stessi per adeguarli a questa nuova proposta. Adesso quindi quantomeno questo progetto di privatizzazione, questo percorso è contrastante con le premesse, possiamo dirla così. Più che contrastante, rischia di avvantaggiare come si chiama in termini, un player privato rispetto a tanti altri, perché se comunque il progetto dovesse proseguire, visto che mi pare di ricordare che la maggior parte dei fondi li mettesse comunque Poste, sì. E questo vorrebbe dire che Poste si ritrova ad essere in una posizione di vantaggio, però con un proprietario privato. E chiudo con una battuta. In questi giorni io sto ricevendo le lamentele dei miei concittadini che mi dicono: ma almeno consegnassero le raccomandate in tempo. E qua apriremo un altro fronte, ma ne abbiamo un altro di fronte. Lo apriamo con la nostra Valentina Visentin in diretta da Noventa Padovana con il sindaco Marcello Bano. Che cosa succede, Valentina, a Noventa? Sì, buongiorno, siamo nel quartiere di Oltrebrenta di Noventa Padovana, preso di mira nei giorni scorsi dai ladri acrobati che sono arrivati in questi condomini arrampicandosi lungo le grondaie e i tubi del gas per svaligiare gli appartamenti che vedete alle mie spalle. Ladri che stanno battendo la provincia di Padova. Dopo l'Alta Padovana si sono spostati verso la cintura urbana. Noventa che resta però uno dei comuni più videosorvegliati della provincia. Sindaco. Assolutamente sì, stiamo facendo molti investimenti per quanto riguarda la videosorveglianza, è il comune di fatto più videosorvegliato, abbiamo un sistema molto evoluto anche di targa system, quindi letture targa di tutti i mezzi che entrano e escono sul territorio, quindi chi entra è assolutamente localizzato, quindi infatti i carabinieri sono già a buon punto per quanto riguarda questi furti. Anche la polizia locale, perché di recente avete firmato un'intesa che riguarda i comuni anche di Vigonovo e Stra per quanto riguarda il veneziano e Saonara per il padovano, di condivisione del controllo del territorio con le polizie locali. Assolutamente sì, abbiamo una centrale operativa per oltre 10 ore al giorno, 6 giorni su 7. Abbiamo condiviso un protocollo di convenzione anche per avere più possibilità di accedere a finanziamenti che vanno nella direzione degli investimenti sulla videosorveglianza. Quindi territorio che si allarga da 7 km quadrati a 42 km quadrati. E proprio grazie alla videosorveglianza, tra le altre cose, le indagini per identificare i malviventi che hanno preso di mira e razziato le abitazioni di questo quartiere, insomma i carabinieri sono a buon punto con le indagini. Da Noventa Padovana è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin con Cristian Roque Alende e grazie anche al sindaco Marcello Bano che invoca sempre la linea dura, però poi alla fine il fenomeno dei furti non guarda in faccia nessuno e ne parlo soprattutto con Luca Durighetto, perché Luca Durighetto è alla guida di uno dei comuni più videosorvegliati non solo della Marca Trevigiana ma di tutta Italia. Più volte abbiamo raccontato delle iniziative di Isaro Branco, tanti privati che hanno adottato una telecamera, così si chiama il progetto che avete avviato, ci sono telecamere in ogni dove, però i furti comunque proseguono perché anche i ladri diventano sempre più astuti, tecnologici, chiamiamoli come vogliamo. Sindaco, qual è la situazione da voi? Sì, a riguardo è chiaro che da piccoli, quando eravamo bambini, giocavamo a guardie ai ladri. E il gioco qual era? Era che le guardie diventassero sempre più brave a catturare i ladri e i ladri però sempre più scaltri a scappare. Quindi purtroppo questo gioco delle parti si mantiene e c'è ancora. È chiaro che sistemi come quello di videosorveglianza non hanno la possibilità di eliminare il fenomeno dei furti. I sistemi di videosorveglianza hanno una funzione di deterrenza, per cui magari chi ha in mente di fare un piccolo furto ma non è così esperto evita di andare laddove ci sono territori più videosorvegliati,
e dall'altro lato però hanno una funzione essenziale nelle indagini, lo ricordava prima il collega, il sindaco Bano, ma effettivamente anche noi abbiamo avuto riscontro grazie al sistema di telecamere laddove avviene il reato o laddove c'è la situazione un po' particolare, si riesce tramite le telecamere a risalire alla ricostruzione dei fatti e quindi nella maggior parte dei casi a risalire anche proprio a chi il fatto e il reato l'ha commesso. Poi è chiaro che come tutte le cose nel momento in cui si pianificano poi devono avere una manutenzione continua, ma soprattutto deve esserci una rivisitazione continua delle posizioni, delle postazioni e delle tipologie. Noi stessi nel nostro caso abbiamo modificato più volte il posizionamento delle telecamere proprio in virtù di episodi o di maggiore attenzione posta. In alcuni casi adesso noi abbiamo una zona che è quella di confine a nord verso Santa Cristina, quindi il comune di Quinto di Treviso, che è la zona della Bertoneria, che credo forse sia si possa dire che è la zona col più alto rapporto telecamere abitanti forse del mondo, perché è un grande fratello vivente. Perché lì i cittadini hanno chiesto a gran voce e mettendo mano al proprio portafoglio di acquistare le telecamere e poi donarle alla comunità. È chiaro che anche in quel caso adesso qualcuna di quelle telecamere dovrà essere riorientata o ci servirà aggiungere qualche altra telecamera, ma in sostanza diciamo che la difficoltà principale è quella di attuare una manutenzione continua, non tanto una manutenzione fisica, quanto nella capacità di andare a ottimizzare il sistema che già c'è e ad andarlo a integrare con strumentazioni nuove che consentono di essere ancora più precisi, ancora più veloci e tra l'altro questi sono costi che ricadono quasi sempre dell'amministrazione. Esatto. Questi sono tutti i costi dell'amministrazione. Poi periodicamente ci sono dei bandi ai quali si partecipa e effettivamente abbiamo visto anche noi laddove c'è un sistema già avviato è più facile accedere al bando e al finanziamento. Quante telecamere avete adesso a Zero Branco? Abbiamo superato le 70 telecamere e abbiamo altre 4-5 telecamere in fieri. Abbiamo avuto di recente alcuni episodi di tentativi di furto in un'altra zona, che è una di quelle dove ad oggi il sistema non è ottimizzato e abbiamo una riunione che si terrà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima con i residenti proprio per andare a probabilmente installare altre 2 o 3 telecamere. In che zona? È la zona del Montiron, così si chiama, è al confine con il comune di Scorzè. È anche una zona particolarmente vasta. È una zona di campagna, zona di campagna che confina con altre zone di campagna, quindi effettivamente è una zona dove ci sono molte viette strette che si disperdono poi all'interno della classica campagna trevigiana. Se non sbaglio la zona di Montiron era stata bersagliata a fine novembre, soprattutto nella parte di Scorzè. Sì, esatto, proprio perché è la zona di confine e con tante stradine piccole. E quindi voi adesso andate a intervenire? Andremo a intervenire anche lì e dovremmo riuscire insomma in breve a dare una maggiore sicurezza, una maggiore tranquillità anche ai residenti di quella zona. E a proposito di controllo del territorio, il territorio di Rosolina è molto ampio. Siamo nel cuore del Delta, è anche una località turistica che d'estate si riempie di decine di migliaia di persone contemporaneamente, però poi appunto fuori stagione è molto ampio e anche, diciamo così, deserto in alcuni tratti, però va monitorato. E com'è la situazione da voi, Sindaco? La situazione è buona perché anch'io abbiamo più di 50 telecamere e le abbiamo adeguate perché poi la tecnologia ovviamente diventano vetuste anche in maniera molto celere e soprattutto nel periodo invernale ci aiutano molto, facciamo molta prevenzione sull'abbandono dei rifiuti, abbiamo anche collocato circa una quindicina di fototrappole perché ovviamente Rosolina Mare, che è una località che vive prettamente nel periodo estivo, incrociando anche i dati della polizia locale, dei carabinieri, riusciamo anche spesso e volentieri a intercettare i cosiddetti furbetti del rifiuto che ci inquinano la pineta. Abbiamo completato tutti i varchi, perciò sulle strade principali, sia la Romea che la provinciale, che da Rovigo arriva a Rosolina, perciò abbiamo un dato immediato sia per la targa, ma anche per quanto riguarda gli autoveicoli, se sono revisionati, se hanno l'assicurazione pagata, poi scattano anche degli alert in comando della polizia locale e devo dire che grazie anche alle forze dell'ordine, polizia e carabinieri,
facciamo spesso azioni proprio grazie alle immagini, perché abbiamo condiviso tutta la nostra control room con le altre forze, e d'estate, anche per quanto riguarda l'abusivismo commerciale, le telecamere ci sono molto di aiuto. Che poi il tema molto spesso non sono nemmeno le telecamere, che ormai ci sono ovunque, ma farle dialogare tra di loro, quindi, e far dialogare anche le varie forze dell'ordine, vigili urbani, polizia locale, ormai dotati di diversa tecnologia, carabinieri, polizia. Molto spesso anche tante segnalazioni che ci arrivano ci sottolineano come, ma come? Com'è potuto accadere che un'informazione non sia passata dai carabinieri alla polizia locale, dalla polizia locale alla polizia di Stato? Io so che a Zero Branco da questo punto di vista siete molto integrati. Sì, abbiamo una serie di convenzioni istituite con appunto le varie forze dell'ordine, e credo quasi tutte le questure del Veneto siano collegate col nostro sistema di telecamere, anche per la posizione probabilmente del nostro comune, che è di confine fra 3 province, Padova, Venezia e Treviso, e quindi in sostanza è una zona abbastanza ricercata e richiesta. E da questo punto di vista effettivamente stiamo andando e andremo a integrare queste convenzioni anche con questi nuovi sistemi, proprio per migliorare e ridurre il più possibile i tempi di recupero delle immagini che poi sono necessari per le indagini. Per quanto riguarda poi con la stazione Carabinieri, credo che in questi ultimi anni c'è stato un cambiamento che ha reso ancora più stringente il rapporto tra un'amministrazione comunale e la stazione Carabinieri. Sono diventati ancora di più un punto di riferimento per i cittadini, e grazie a questo sistema di telecamere riusciamo a dare risposta agli uni agli altri in maniera abbastanza rapida. E diciamo, e questo va detto, il sistema di telecamere di Zero Branco è stato fondamentale anche nelle ricerche di Filippo Turetta. Vi mostro questa immagine che tra l'altro vi avevamo mostrato noi in anteprima ancora a metà novembre, è un'immagine che fa accapponare la pelle anche oggi. La prima sequenza, il primo frame dell'auto di Turetta venne in qualche modo catturato dalla telecamera di videosorveglianza di Zero Branco. Sì, un po' perché, come dicevo prima, essendo in rete con le varie polizie e le forze dell'ordine, vorrei dire quasi immediatamente sono riusciti a identificare il passaggio della macchina, a identificarne il tragitto e di conseguenza poi a recuperare l'immagine. Ecco, perché va detto, appunto, le telecamere non possono tutto per prevenire il reato, ma possono aiutare molto nella fase dell'indagine. Questo è il tema, no, Sindaco Grossato? Sì, indubbiamente. Adesso, soprattutto con il comune di Chioggia che confiniamo, spesso e volentieri c'è uno scambio reciproco tra le due forze di polizia locale, perché soprattutto nella parte di confine abbiamo delle telecamere che registrano entrambi i due territori, e anche l'ultimo incidente, ad esempio, che è successo proprio sulla Romea la scorsa settimana, grazie alla videosorveglianza siamo riusciti a reperire delle immagini fondamentali che servono proprio per l'indagine stessa. E Fleximan? Fleximan lo beccate con Fleximan? Diciamo che qualcosa si vede. Adesso io non ho visto bene tutte le immagini, perché tra l'altro lì in prossimità c'era una seconda telecamera di videosorveglianza. E le immagini sono state ovviamente date agli inquirenti, vedremo se daranno un esito positivo a tutta la questione. Sicuramente. Quindi possiamo dire che il sistema di videosorveglianza di Rosolina potrebbe aver catturato il serial killer degli autovelox? Non sono in grado di sottoscriverlo. Sicuramente chi fa questo atto vandalico non è uno sprovveduto, perché incappucciato, con guanti, sciarpa e occhiali, anche se sera diventa anche difficile a identificarlo. Però ci sono anche altre astuzie che gli inquirenti stanno facendo, dalla cella telefonica ai varchi stessi delle targhe, ad esempio si è raggiunto i posti con la targa. Adesso stiamo offrendo un po' di informazioni, ma ormai il dardo è tratto, come si dice. C'è una taglia, mi pare di capire, su Fleximan. Beh, manca poco. Infatti abbiamo fatto una chat dei sindaci della provincia di Rovigo, ormai adesso siamo ad 8 e ogni tanto
condividiamo anche in maniera scherzosa, perché alla fine spiace, perché ribadisco è un atto vandalico, spiace soprattutto che i cittadini lo abbiano veramente definito un nuovo supereroe. Non è così, è un episodio che va assolutamente respinto, e anzi abbiamo bisogno anche della solidarietà, ma anche delle informazioni che qualcuno potrebbe dare, insomma. Anche perché poi, ultima considerazione, poi andiamo in pubblicità, c'è un rapporto non sempre lineare nei confronti della videosorveglianza degli autovelox, perché parliamo sempre di sicurezza stradale, succede l'incidente, si va sul luogo dell'incidente, tutti chiedono dissuasori, autovelox e quant'altro. Poi quando arriva il momento, arriva l'autovelox e l'autovelox viene segato a furor di popolo. C'è qualcosa che non torna, Durighetto? Sì, diciamo che molto spesso le azioni più efficaci rispetto alla sicurezza stradale sono, come ricordava prima il sindaco di Rosolina, in maniera secondo me anche perfetta dal punto di vista sequenziale, sono gli interventi che vanno a modificare in sostanza le strade. Noi abbiamo avuto di recente la possibilità di fare una rotatoria lì di fronte all'ex consorzio agrario, un'opera che era attesa da anni, eccetera, eccetera. Ci sono state la maggior parte di persone che hanno apprezzato questo intervento, perché era un intervento che effettivamente andava a eliminare un rischio di incidenti con una frequenza di 1 ogni 10-15 giorni, quindi anche un alto tasso di incidentabilità. Fatta la rotatoria abbiamo ricevuto alcune lamentele, poi abbiamo capito perché. Le lamentele che ci sono arrivate sono di persone che non abitano a Zero Branco, che passano per Zero Branco e che adesso a fronte di una rotatoria ci mettono 30 secondi in più a passare il centro del paese. Stessa cosa è per gli autovelox. Io voglio l'autovelox davanti a casa mia perché le auto corrono forte nella strada di casa mia. Se però tu comune metti l'autovelox a 2 km da casa, lo fai per far cassa perché io ci devo rallentare e ci metto 30 secondi in più per arrivare a casa. Quando in realtà davvero a volte purtroppo io cerco di ricordare ai miei cittadini, la cosa bella è poter tornare a casa, perché col numero di veicoli che abbiamo per le strade, col tasso di incidenti che abbiamo, noi abbiamo avuto purtroppo anche di recente a Zero Branco 2 investimenti, uno purtroppo si è concluso anche in maniera tragica, entrambi sulle strisce ciclopedonali. E purtroppo il tema del numero di veicoli, del numero di incidenti è un tema che c'è, allora o ce ne facciamo carico tutti quanti, evitando naturalmente le ingerenze da parte delle amministrazioni pubbliche e non solo i comuni, perché qui gli autovelox, quelli fissi così come li abbiamo visti, non sono autorizzati solo dai comuni, ma ci vuole l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, ci vuole l'autorizzazione della provincia, della regione, quindi non stiamo parlando di un sindaco che si sveglia la mattina e dice mi servono soldi, monto l'autovelox, però anche lì c'è modo e modo di fare prevenzione. Che poi è una questione anche di buonsenso, perché lo sappiamo benissimo che questi strumenti hanno una taratura e puoi dare anche una tollerabilità. Nel mio caso, ad esempio, che siamo un comune turistico, spiace che un turista che magari raggiunge Rosolina Mare al Barella dopo che si è fatto 6-7 ore di macchina dalla Germania e arriva a fare la vacanza, torna a casa e si trova recapitata la cartolina verde. Cioè, io credo che nessuno di noi sindaci vogliamo dare il welcome negativo a uno, ad esempio. Perciò la maggior parte di questi ausili hanno una tolleranza. Prendere una multa in una postazione fissa per la maggior parte delle volte è perché proprio magari sei distratto alla guida e hai il piedino un po' pesante. Credo di poter fare l'avvocato dei sindaci della provincia di Rovigo, perché tra l'altro dove sono stati tagliati, dove erano ubicati, erano tutti in situazioni di alta pericolosità, su rettilini dove magari la strada ti portava anche a correre. Ma è anche vero che nessuno di noi vuole fare cassetto con il velox, perciò dai anche una marginalità. Diciamo, ecco, abbiamo parlato tante volte dell'autovelox di Cadoneghe, è stato uno dei casi del 2023, ma quello è un caso estremo, va detto, insomma. Beh, i numeri parlano, i numeri parlano. I numeri parlano da soli. Allora, sì. Prima di andare appunto in pubblicità, vi ricordo questo appuntamento a Zero Branco, difendersi dalle truffe telefoniche online, portato avanti dal Comune di Zero Branco con l'associazione di controllo del vicinato. Spesso noi abbiamo ospite il generale D'Angelo, che ben conosce Durighetto, e c'è anche questo tema, non solo telecamere ma anche il controllo di
vicinato, quindi siete mobilitati, Sindaco, anche su questo fronte. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo qui. Di nuovo in diretta con Michele Grossato, sindaco di Rosolina, Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Abbiamo toccato i temi della sicurezza, i furti, gli autovelox, temi che ci riguardano tutti. Entriamo adesso nel vivo della politica, delle questioni politiche. Come sapete c'è una discussione in atto enorme all'interno del centrodestra sulle candidature alle prossime regionali, e c'è un nodo che riguarda da vicino il Veneto, quello del terzo mandato. Come sapete, la scorsa settimana la Lega ha presentato un emendamento per consentire di fatto al governatore Luca Zaia di candidarsi per quella che diventerebbe la quarta volta, ma di terzo mandato si parla anche per i sindaci, non solo per i presidenti di regione. Partirei proprio da un'intervista fatta dalla nostra Valentina Visentin, uno dei pezzi grossi di Fratelli d'Italia, la parlamentare Elisabetta Gardini. Si parla molto di regionali, per il Veneto soprattutto di terzo mandato per il governatore Luca Zaia. Nello scacchiere della politica e soprattutto delle regioni sembrano muoversi dei tasselli che vedono incredibilmente unito il destino della Sardegna con quello del Veneto per i nomi di eventuali governatori. La questione del terzo mandato non è legato, ovviamente una questione legata alle persone, e bisognerà fare delle valutazioni. Noi vediamo che la più antica democrazia al mondo, quella americana per esempio, ha il limite dei 2 mandati. Ci sono delle valide ragioni che supportano un limite ai mandati. Vediamo se l'approfondimento del tema porterà a confermare la validità di questa scelta, oppure se ci saranno delle ragioni diverse che invece fanno pensare che ci possa essere anche un ulteriore mandato. Io personalmente ad oggi penso che il limite dei 2 mandati sia una scelta ragionevole, è una cosa su cui si sta riflettendo per esempio anche per la riforma del premierato, anche per il Presidente del Consiglio. Non sono temi da sottovalutare, non sono forma, sono sostanza quando si parla di creare finalmente in Italia una democrazia moderna, adeguata alle sfide enormi che ci troviamo ad affrontare. I toni sono molto equilibrati, però Gardini dice una cosa molto forte dal punto di vista politico: 2 mandati possono bastare, e voi sapete quanto ci tenga la Lega a rivedere l'impostazione. Terzo mandato, sì o no, Durighetto, per i sindaci e per i presidenti di regione? Lei allora, tra l'altro è al primo mandato. Io scindo le 2 cose, quella che può essere il pensiero mio personale e quello che invece può essere una questione, se così vogliamo, un po' più ampia. E per quanto riguarda la questione un po' più ampia, devo dire, trovo giusto quando si pone un tema, che è quello: come mai le uniche cariche elettive dove io devo scegliere, io cittadino posso scegliere chi è il mio rappresentante, hanno il limite di mandati, e laddove invece lo sceglie il partito lì non c'è il limite di mandato? Perché se io potrei votare il mio sindaco per massimo 2 mandati, dopodiché lui va a casa, può essere giusto che sia così, e ne subentra un altro, mentre in Parlamento io potrei votare lo stesso partito e vedermi la stessa persona per 40-50 anni. In Parlamento le dice c'è gente che siede da 30 anni. Questo passaggio qua secondo me è un anacronismo. Dopodiché per me il limite dei 2 mandati può anche essere superato a qualsiasi livello. È giusto che siano le persone a scegliere chi le rappresenta e chi le governa. Dal mio punto di vista ritengo personalmente che quando una persona ha avuto modo per 10 anni di spendersi, di impegnarsi e di investire il proprio tempo e le proprie energie per la propria comunità, forse è anche modo e tempo che ci sia qualcun altro che subentra. Ma questa è una scelta che deve essere personale, perché sono le motivazioni, lo spirito che uno ha dentro di continuare a spendersi e a investire. Io ridendo ogni tanto faccio vedere la mia foto di 5 anni fa e sembro invecchiato di 10 anni. Non si butti giù. Ma al di là di questo, a parte la battuta, è chiaro che uno deve avere lo stimolo, la voglia e la forza di andare avanti, non deve essere costretto
come a volte succede, a rimanere lì. Per cui secondo me il limite di 2 mandati può anche essere tolto. Per quanto riguarda Luca Durighetto, vediamo di arrivare vivi e vegeti alla fine del primo. Ecco. Guardando al secondo, lei si ricandida? Non è un tema sul quale seriamente, guardo anche in camera così mi vedono a casa, si dico le bugie, è un tema sul quale seriamente io non ho ancora iniziato a ragionare. E inizierà a farlo quando? C'è ancora tempo. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo. Ed è al primo mandato anche grossato, quindi insomma per voi il tema, il dibattito sul terzo mandato non vi riguarda personalmente, ma è un tema chiaramente politico. Assolutamente. Lei che cosa ne pensa? Ma sono in linea con il collega di Zero Branco, e anche perché fare il sindaco non è un mestiere. Se dobbiamo cristallizzare questo incarico perché diventi la professione di qualcuno, per me è un no netto. Dopo è anche vero che ci sono delle municipalità, se vogliamo parlare così, di 700-800 abitanti. Vedo, io ho dei comuni, adesso la tornata prossima della provincia di Rovigo abbiamo 32 comuni al voto, abbiamo dei comuni che sono in difficoltà a fare anche una lista sola e di conseguenza devono raggiungere anche il quorum solo con una stessa lista, e in questo caso è vero che sono comuni inferiori, perciò hanno già la possibilità di ricandidarsi. Per quanto riguarda, anch'io faccio un distinguo tra regione, tra comuni e soprattutto il Parlamento, perché alla fine chi ha sempre ragione è l'elettore, che mette un nome, che mette una X su una scheda, e di conseguenza poi dovrebbe essere sempre e in ogni caso l'elettore che valuta se l'operato dell'amministratore in questo caso è stato degno di essere riconfermato, oppure se uno non è stato degno sarà ovviamente l'elettore che lo boccia. Anch'io penso. Quindi insomma siete sulla stessa lunghezza d'onda. Esattamente. Ricordo il sondaggio di Ring che torna questa sera alle 21 con Ferdinando Varino in studio. Tensioni per le regionali, il centrodestra si spacca? Ve lo stiamo chiedendo, se sì il numero è quello in verde, se no il numero in rosso. Gli attriti li stiamo vedendo dalla Sardegna e non solo in Sardegna, poi c'è tutto il tema del terzo mandato. Telegrafici, Durighetto si spacca il centrodestra? Sulle regionali e sulle europee in generale? In generale, ma non credo. No, nemmeno io. Sicuramente le segreterie politiche troveranno una quadra, anche perché la Regione Veneto è sempre stata ben amministrata dal centrodestra e sarebbe anche un peccato buttare alle ortiche, insomma, questi anni di amministrazione, di buona amministrazione. No, io credo siano cambiati i rapporti di forza all'interno del centrodestra, ma siccome c'è come sempre un partito che pesa molto di più degli altri, sarà quello che alla fine tirerà le fila. Quindi diciamo prevarrà l'istinto di sopravvivenza. Sì, va bene. Allora, questa sera quindi torna Ring alle 21 con Avarino, ospiti Gianluca Forcolin di Forza Italia, Jonathan Montanariello del Partito Democratico, Alessandro Manera della Lega, Marco Bonnet, giornalista collega del Corriere del Veneto. Si parlerà poi di intelligenza artificiale con Giorgio Nedardi, imprenditore, con il professor Dario Darè, direttore Digital Learning e Multimedia dell'Università di Padova. Questi gli ospiti di Ring stasera con il vice direttore Ferdinando Avarino. Grazie Michele Grossato, sindaco di Rosolina, grazie Luca Durighetto. Quando scioglierà le riserve noi siamo qui ovviamente, perché insomma Zero Branco è un comune importante per la Marca trevigiana, tra l'altro se non sbaglio il comune più giovane, con più giovani. Sì. Quindi questo insomma... Questo ci aiuta, ci dà speranza. Dà speranza. Allora, grazie davvero alla regia, grazie ad Alberto Pivetta e Francesca Pezzo. Noi ritorniamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Adesso c'è il meteo, subito dopo il film Una stella in cucina. Buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Ben trovati al meteo. Mentre una perturbazione attraversa il centro-sud, sul nostro territorio il tempo si manterrà asciutto. Il dettaglio di lunedì 15 gennaio. Sul Veneto avremo un'alternanza di sole e nubi, con qualche nebbia la mattina, spesso in alcune zone persistente. Altrove non mancheranno schiarite. Temperature in ripresa, minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui foschie e nubi inizialmente, specie sulle aree pianeggianti. Ampio soleggiamento ovunque a seguire. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole dappertutto, dunque poche novità, cielo sereno o velato. Temperature minime tra -1 o -2 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.